Si è svolta presso la Sala Fazzello del Museo Archeologico di Agrigento la manifestazione I bambini protagonisti di Agrigento Capitale della Cultura, cui hanno partecipato con un cortometraggio le classi quinta A, quinta B del Plesso dei Cosmi, coordinati dalla regista e direttrice docente Rita Monella, montaggio del signor Doro. Tra gli intervenuti il dirigente scolastico della scuola, professor Luigi Costanza, e il rappresentante dell'amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Civiltà e l'assessore Lisci. Ad allietare gli intervenuti l'ensemble della Margheritac, coordinati dai docenti professor Giuseppe Villa, Ornella Compagno, Letizia Amico e Marisa Bonfiglio. Saluto a tutti i presenti, al Presidente del Consiglio Civiltà, l'assessore Lisci. Non è qui presente l'architetto Scerratta, al quale va il mio personale ringraziamento per averci permesso le riprese e averci fornito questa sala per questa giornata straordinaria. Ai miei docenti, al personale, collaboratori scolastici, a voi genitori, ma soprattutto facciamo dire un grazie e sentimento di gratitudine a questi meravigliosi ragazzi che rappresentano. Voi che siete gli alunni di quella che è la più grande agenzia educativa che ha il nostro paese, dovete essere gli assoluti protagonisti di questo passaggio di cambiamento culturale. E dicevo l'altro giorno al Presidente di Costanza, l'obiettivo nostro, prima di formare l'architetto, l'ingegnere, l'avvocato, l'operaio, il pasticciere, è quello di formare il cittadino. È questo. Saremo al centro del mondo, avremo tutti i fari puntati e quindi dobbiamo essere tutti protagonisti di questo avanzamento, di questa preparazione di Agrigento. Tutti dobbiamo cercare di essere consapevoli di tutto quello che c'è. Ce lo farete che non se ne parla nemmeno del tempo, non è che siamo